Ciao, ho appena finito di vedere una conferenza sul placebo, sul nocebo, che è stata tenuta da un'internazionale associazione sul dolore, del dolore. E faccio questo video perché mi aiuta un po' anche a memorizzare quello che ho capito in questa conferenza e un po' per illustrarti e darti qualche informazione che magari non sapevi sul placebo e nocebo. Se non mi conosci, io sono Alessio Veneziano, fisioterapista e fondatore di Neurobalance. Questo canale è stato fondato circa nel 2021 con la missione di informare, e non solo informare, ma anche di far pratica sulla medicina della mind body, medicina mente-corpo. E perché? Sapendo queste informazioni, mettendole in pratica, ti aiutano a guarire, dico guarire non a caso, guarire il dolore cronico o sintomi cronici persistenti. Molto di quello che facciamo con la nostra mente o con i nostri pensieri si ripercuote nel corpo. Il placebo sicuramente è un qualcosa da prendere in considerazione, almeno insomma dal punto di vista terapeutico. Cos'è il placebo? Il placebo non è altro che un effetto psicologico e fisiologico al nostro corpo attraverso suggestioni, attraverso aspettative rivolte a noi stessi o rivolte a un particolare trattamento. Quindi se ti dico prenditi questa pillola che però magari c'è dello zucchero solo dentro e ti dico questa è una pillola molto forte che ti aiuterà a sentirti meglio e abbassare il livello di dolore, prenderai questa pillola e sentirai meno dolore. Molto probabilmente, questo è l'effetto placebo. Quello che però non ti ho detto è cosa c'è dentro la pillola, se magari c'era qualcosa che ti poteva aiutare a dare ancora più effetto, oppure dirti semplicemente dentro questa pillola non c'è assolutamente nulla, basta che la prenderai e vedrai cosa succede. Molto probabilmente anche in questo caso avrai un effetto placebo. Perché? Perché quello che succede nell'effetto placebo è appunto un'aspettativa, creare un'aspettativa. Non c'è bisogno di prendere una pillola, c'è probabilmente bisogno di credere alle proprie parole, ai propri pensieri, semplicemente. E tu direi, ma è difficile credere ai propri pensieri, è difficile creare un'aspettativa positiva. È vero, lo stai facendo però continuamente, ogni giorno, quindi senza che tu lo sappia. Ecco perché avevo fatto un video che si chiama Ti hanno ipnotizzato e non lo sai, proprio su questi poteri del placebo e nocebo. Quindi ogni qualvolta hai un'aspettativa negativa di un qualcosa, esempio, la tua ragazza, il tuo compagno non arriva a casa e sono già le 8 e dici cos'è successo? Sarà successo questo? Forse c'è stato un incidente perché non mi risponde al cellulare? Probabilmente l'hanno rapito, hanno rapita, cose insomma negative, catastrofismo anche, lo chiamiamo, e dal punto di vista psicologico è fisiologico, perché l'effetto placebo è fisiologico ed è vero, anche quello nocivo ovviamente, va a ripercuotersi con palpitazioni, contrazioni, ansia. Quindi lo stai facendo già ogni giorno, non c'è qualcosa veramente da imparare nella pratica del placebo, nella pratica nel nocivo, perché dovrebbe essere automatica, almeno il nocivo è super automatica. Infatti, secondo me ci vogliono, diciamola così, per farla un po' semplice, tre pensieri positivi per abbattere un pensiero negativo. Perché il nostro corpo, anzi, la nostra mente, il nostro cervello, fa uno scan di cose che potrebbero succedere, che potrebbero andare a impattare la tua incolumità, sia dal punto di vista psicologico, ma che proprio anche dal punto di vista fisico. Quindi pensi sempre, chissà come farò a pagare le bollette, oppure pensi sempre a chissà se riuscirò a essere un buon padre, una buona madre, oppure chissà se andrà bene quella conferenza, chissà se avrò quella promozione al lavoro, ovviamente in negativo molte volte. Quindi cosa ho capito da questa conferenza? C'è pochissima educazione a riguardo, sia nelle università che nei post corsi universitari sul placebo e il nocebo. Non si insegna, come dovrebbe essere, al terapista o al medico di parlare in un certo modo
e di dare delle suggestioni che danno potere alla persona piuttosto che togliergli dell'energia. Quante volte sei andato da un fisiatra, un ortopedico e dopo la visita ti sentivi ancora peggio? Questo ci fa capire che non è tanto l'esito in sé oggettivo di quel fisioterapista o di quel fisiatra ortopedico che ti ha impattato, ma quanto quel ortopedico e quel fisiatra o fisioterapista ti ha detto o non ti ha detto, come te l'ha detto, ti ha rassicurato che queste cose sono assolutamente normali, che magari le ernie sono assolutamente normali, ti hanno rassicurato che tutte le degenerazioni ai dischi sono assolutamente normali, l'artrosi è assolutamente comune, ti hanno detto che devi rimanere in una sedia a rotella e potresti rimanere in una sedia a rotella. Noi non abbiamo bisogno di gestire il dolore, abbiamo bisogno di curare il dolore il più possibile, qualora fosse possibile. Quindi quando dico curare è perché so che il dolore nociplastico è curabile anche al 100%. Quando dico nociplastico vuol dire che l'origine di quel dolore non è più data dai tessuti, ma da un sistema nervoso che è andato in ipersensibilità. Quindi sul tessuto, sul tuo corpo, sui tuoi muscoli, sulle tue ossa, sui tuoi tendini, non si trova altro che delle contrazioni muscolari che, se ci sono, non sono visibili alla risonanza magnetica. Quindi faccio una piccola parentesi sul dolore nociplastico. Giusto ieri ho fatto una valutazione specialistica a una persona nuova che mi ha chiesto un aiuto e dopo 10 anni di dolore, questa persona che ha un dolore al gluteo, dopo 10 anni, dopo aver fatto tante visite, tante terapie, questa persona è molto sconfortata, molto frustrata, ma anche speranzosa che c'è qualcosa che può aiutarlo. E dopo aver sentito, insomma, la sua storia per una mezz'oretta, ho fatto una domanda. La domanda era: ti hanno mai detto tutti gli ortopedici, tutti i fisiatri riguardo a questa possibilità che il dolore può essere nociplastico? Questa persona mi guarda e mi dice: no, mai. E io nella mia testa ho pensato: oddio, cioè, com'è possibile che nel 2025 in Italia non si parla del dolore nociplastico? E nella neuroscienza, nella scienza, nella ricerca, questo è lì. Questa conoscenza nella ricerca, almeno in Italia, non viene poi trasportata in clinica. E cosa succede poi a livello del cliente, tu che mi stai sentendo, quando senti questo termine? Quindi tutto questo che ti sto dicendo, ovvero che l'ernia non è normale, quando senti la diagnosi pensi: cavolo, avrò questa problematica per sempre. Penso alle diagnosi o alle etichette che si danno sulla fibromialgia, dolore diffuso semplicemente dove non c'è nulla a livello immune, la persona sente fibromialgia, va in allerta e poi pensa: questa cosa è risolvibile perché non mi hanno mai dato una soluzione. Però se iniziamo a capire che ci sono questi dolori che sono creati da un sistema nervoso ipersensibile, allora capiamo che il placebo e il nocebo sono terapie che ci possono dare una mano, non il nocebo. Il nocebo lo dobbiamo solo eliminare il più possibile. Pochissima educazione nell'università riguardo il placebo. Il placebo e il nocebo è qualcosa di reale, quindi non è qualcosa di inventato. Quindi c'è molto sulle aspettative. Quando tu hai un'aspettativa negativa, c'è un effetto nocebo sul corpo. Esempio, ieri sono andato a farmi curare una caria. Mi sono messo sul lettino, sono un po' in tensione. So che potrebbe far male questo intervento, ovviamente c'era anche l'anestesia, però per aiutare il mio corpo a rimanere calmo e rilassato ho dovuto essere molto cosciente di come stavo respirando e notavo ogni 5 minuti che iniziavo a proteggere questa parte del corpo con delle micro contrazioni e il respiro andava sempre più corto. Quindi ogni volta che lo notavo, andavo a portare il respiro un po' più lungo, un po' più fluido, almeno l'espirazione, e mollare la presa sui muscoli, lasciare andare totalmente. Quindi lasciare andare anche il dolore stesso. Se il dolore andava su, molto probabilmente perché ero molto attento a questa zona del corpo dove la dentista stava andando a operare e io rimanevo come in allerta. Oddio, speriamo che non mi fa male. Oddio, speriamo che non va più alto di così il dolore. La stessa cosa succede quando tu
sei a casa, sei seduto o seduta, inizierei a pensare, oddio, sento male al collo, oddio, sento male alla schiena, speriamo che non vada su, fammi mettere un po' così, fammi cambiare posizione, invece di dire, ma io lascio andare attraverso la pratica della meditazione, per esempio, ma non è necessario meditare 24 ore su 24 sentendo i miei audio, perché anche qui, un'altra parentesi, non è necessario che la pratica sia di questo genere, cioè proprio sento con le cuffie una meditazione di Alessio perché mi fa star bene e poi quando le cuffie non ci sono più e l'audio non c'è più, i dolori vanno su e cavolo, sono di nuovo al punto da capo. No, perché la pratica la puoi fare anche dopo, mettendo in pratica proprio, scusa il gioco delle parole, queste aspettative, cioè l'aspettativa, creare un'aspettativa positiva è come appunto ingerire una pillola di placebo, nulla di diverso. Quindi ci sono delle suggestioni verbali che puoi dirti del ok, adesso passerà, adesso questa cosa è transitoria, questo deve essere chiaro. Se invece continuo, devo rimanere attento perché, oddio, se c'è qualcosa che poi succede, io rompo o disallineo qualcosa in quella zona, c'è un problema e dobbiamo fare un passo indietro. Ecco perché nel percorso di Neurobalance il primo tassello è quello della neuroscienza del dolore ed educazione pura. Esistono due tipologie di placebo. Il normale placebo con la pillola che ti viene data di zucchero e ti viene detto questa è una pillola che ti fa bene, non ti dicono cosa c'è all'interno, quello può essere un effetto placebo, e invece l'open label placebo che è l'altro dove ti viene detto in questa pillola ti sto dicendo che non c'è assolutamente nulla, c'è acqua e sale o c'è acqua e zucchero, vedi cosa succede. Quindi si è visto che alla fine anche l'open placebo ha una sua validità e una sua efficacia. Questo è molto molto interessante. Probabilmente già solo l'atto di prendere una pillola, già solo questo gesto per il corpo, questo gesto è benefico, perché se l'è ricordato dalle passate esperienze. Infatti c'è una cosa che faccio un'altra parentesi qui, perché voglio sempre rimanere nella praticità di quello che ti sto dicendo. Quando sono in delle situazioni critiche, magari devo entrare in un ambiente dove sento che delle persone sono abbastanza negative, mi devo un po' schermare, quello che faccio, e questo l'ho imparato da uno dei miei primi mentori spirituali, è di fare questo gesto. È come se io avessi una cerniera che si chiude e si chiude dalla parte del sacro fino alla testa. Quindi faccio proprio questo gesto e faccio anche una sorta di suono così e chiudo gli occhi. Quindi quando mi setto in questo mindset, il mio corpo riceve un placebo. E quindi cosa succede? Che a livello immunitario, a livello di sistema nervoso, io veramente mi sento protetto, perché sta succedendo qualcosa a livello fisico all'interno. E lo so come faccio a saperlo? Perché ho i risultati subito, mi sento meglio, mi sento veramente più schermato. Poi dal punto di vista fisiologico, cosa sta accadendo all'interno nei minimi dettagli, questo non lo so ovviamente perché non sono entrato in laboratorio, ma si è visto in tanti altri studi qual è l'effetto placebo o nocivo a livello fisiologico proprio. E ti posso fare magari piccoli esempi: aumento della pressione sanguigna, piuttosto che aumento del cortisolo, questo nel nocivo, dilatazione dei vasi capillari, questo nel nocivo se pensiamo che dobbiamo scappare da un qualcosa, oppure rilassamento muscolare nel placebo, abbassamento del battito cardiaco nel placebo. Tutte queste cose, aumento della serotonina nel placebo, questo si può fare anche attraverso ovviamente delle pratiche dirette, magari di respirazione. Ma qui non stiamo parlando di attività fisiche, ma stiamo parlando di placebo come attività psicologica, che poi si ripercuote nella parte fisiologica del corpo. Si è parlato del classical conditioning, quindi il corpo reagisce in base a dei comportamenti esterni. Esempio, questo che ti ho detto, con chiudo la cerniera è un classical conditioning, cioè ogni volta che faccio questo il corpo reagisce in questo modo perché gliel'ho detto io e io ho imparato che questa cosa
associa questo a questo, ok? Ogni volta che faccio questo movimento con le dita e magari stringo queste tre dita così, dico al mio corpo di rilassarsi, e dico al mio corpo di pensare a qualcosa di positivo, un'immagine positiva. Quindi all'inizio in meditazione questo lo si fa, o in ipnosi, ti porterei questo lo farei magari in una sessione uno a uno, ti porterei a associare questo comando con l'associazione positiva mentale, così che abbiamo un rilascio fisiologico di beneficio. L'emozione è sicuramente uno strumento per aumentare l'effetto placebo o aumentare l'effetto nocivo, cioè l'emozione negativa, che stiamo parlando di stress, paura o ansia, questo aumenta un effetto nocivo del corpo. Quindi se c'è un problema di danneggiamento, esempio, non parlo solo di dolori cronici, ma prendiamo un esempio, proprio questa cosa che ti stavo dicendo sul dente. Ieri ero lì che stavo subendo questa operazione dentistica e ho sentito che la persona, la dentista, sta ovviamente lavorando su vari denti, ma ho sentito dei crack o proprio dei rumori non proprio belli. E la prima cosa che ho pensato è, cavolo, cioè avrà rotto qualcosa, oppure... E mi è venuta ovviamente subito paura, no? Stress, subito contrazione. La dentista mi ha detto, no, guarda che questo che stai sentendo, tranquillo, che è solo il filo interdentale, no? Che stava entrando dentro. E io subito mi sono rilassato, no? Cioè ho pensato, cavolo, questa cosa mi sta dando beneficio, meno male che lo sta facendo. E nei secondi dopo, quando ho sentito anche dal punto di vista non solo di suono, ma diciamo, di tatto, questo che stava succedendo nel dente, boh, non mi faceva neanche poi così tanto male, cioè, anzi, non ci facevo neanche caso. Quindi l'emozione, quando è negativa, ansia, aumenta il dolore, emozione positiva, pace, rassicurazione, calma, diminuisce il dolore. Questo è una cosa che probabilmente non è nuova per te, ma è importante saperla perché attraverso quindi l'aumentare le emozioni positive diamo un gran supporto al sistema nervoso. Un'altra cosa, andiamo avanti sul un altro dato che volevo darti. Durante questa conferenza siamo arrivati ad una parte dove c'era questa ricercatrice, tra l'altro italiana di Bologna, Katia Mattarozzi. Chissà che magari la potrò intervistare nel mio podcast Neurobalance. E stava dicendo che ci sono delle ricerche che dicono che dal 50-70% delle volte il trattamento, qualsiasi trattamento sia, farmacologico, trattamento fisico, su un qualcosa, prendiamo il dolore, e dal 50-70% è attribuito al placebo, quindi al come non solo usiamo le nostre mani, come le mani del terapista toccano il cliente, ma da tutto il resto, dall'ambiente, quindi se il posto è accogliente, se è caldo, da come parla il terapista, dal profumo, da tutto, qualsiasi cosa può essere usato come placebo e la stessa cosa può essere usata come nocivo. Scrivetemi nei commenti se questa tipologia di video vi piace. So che molti di voi preferiscono i video con la pratica, ma è molto importante anche la teoria. E una volta che hai assorbito questo placebo, poi il corpo col trattamento reagisce molto meglio. Per adesso è tutto, vi lascio in descrizione anche la visione del mio programma Neurobalance. Per adesso è tutto, ci vediamo al prossimo video. Ciao!